La trappola è scattata, ad essere stati beccati due empedoclini e un raffadalese. Sono stati sorpresi nella notte fra lunedì e martedì al quadrivio a Spinasante e a Monserrato durante la loro missione in trasferta per disfarsi della spazzatura. Ad individuarli e a sanzionarli due squadre speciali messe in campo dall'amministrazione comunale di Agrigento per fronteggiare il fenomeno della migrazione dei rifiuti dai paesi vicini, dove è in vigore la raccolta differenziata. È il risultato della recente ordinanza firmata dal sindaco Firetto per contrastare la diffusa inciviltà che crea montagne di sacchetti abbandonati nel territorio di Agrigento. Nella città dei Templi, infatti, tranne nella frazione di Fontanelle, il servizio porta a porta non è ancora decollato e così diventa una comoda valvola di sfogo per quanti non vogliono mettersi in riga con la differenziata. Risultato? Aumento per Palazzo dei Giganti dei costi per il trasporto e il conferimento in discarica e il possibile rischio igienico-sanitario legato agli abbondanti cumuli lasciati per terra. Ma con il rafforzamento dei controlli sono finiti nella rete anche i residenti. Gli agenti della Polizia Municipale con macchine non identificabili in borghese hanno sorpreso agrigentini a depositare i rifiuti fuori dagli orari consentiti. Nella sola giornata di lunedì le multe a carico degli agrigentini indisciplinati sono state ben 9. La Polizia Municipale ha focalizzato l'attenzione in particolar modo su Via degli Imperatori e San Leone. Ieri poi altre 6 sanzioni amministrative, la metà delle quali sempre per non aver osservato l'orario di conferimento. Complessivamente in 2 giorni elevate 15 multe.